giacca, e perché dica da, e perché dica da, mi insomma, non ci sta, tutte belle la bevono in casa, signora bella, guarda qua, ehi, buon appetito! Seconda generazione di maestri delle cozze che a Napoli diventano i Kutzkar. Lui in realtà è uno dei grandi protagonisti di questa tradizione napoletana, dove per fortuna, dalle tue parti, quando si tratta delle tue cozze, nessuno ha paura di strane storie, è tutto assolutamente sterilizzato e a norma, vero? Certo. Siamo nel regno di questo posto straordinario ed eccolo qua, il fondatore Corrado della grande dinastia di Kutzkari. Grazie. Come si va? Non c'è male. Tutto a posto? Ma i tempi dico va tutto a posto, ma i tempi attuali non sono come i tempi passati. Ma perché da quanti anni state qua a fare le cozze? 50 anni. Ma adesso che state preparando qua? Perché io so che voi siete una trattoria, non fate soltanto la zuppa di cozze. No, noi stiamo preparando spaghetti a frutto di mare. Oh, finalmente sono arrivati i nostri piatti, fantastici, sono con Massimo, terza generazione di Kutzkar qui da Corrado, però il tuo piatto è un po' diverso dalla mia zuppa di cozze. Che cos'è? Sì, questa è praticamente una caponata Maremonti. Aspetta però, la caponata mi hanno insegnato in Sicilia che è fatta con le melanzane, qui le vedo, le melanzane sono quelle sott'olio, però quelle erano molto diverse. Sì, praticamente vediamo, oltre alle melanzane abbiamo questa frisella che è un pane tostato che noi ammorbidiamo con dell'acqua, abbiamo i melanzane con i pomodorini, o di terra con mozzarella o olive bianche, tutti di mare, tra cui la regina la cozza. Sono un bel po' di cose interessanti, io assaggio giusto per capire se... Oh, interessante. Mentre la mia zuppa di cozze è piena di cose buonissime, mi spieghi un po' che c'è qua dentro? Praticamente la zuppa di cozze ci sono le friselle, praticamente sempre pane tostato Sotto. come base, poi abbiamo cozze che è sempre la regina del frutto di mare sulla zuppa, polipo, gambero, fasolara, vongole e il russo diciamo come ingrediente per assaporire la zuppa. E allora buon appetito! La famosa carne alla pizzaiola perché è un tipico piatto napoletano e mia mamma me lo faceva sempre da piccolo. Da grande che mangio ancora spaghetti alla pizzaiola, la dovuta carne alla pizzaiola. Comunque spaghetti a vongole non si rifiuta mai. La polpetta napoletana a ragù, fritta, come si dice a Napoli. È un bijou. Melanzana a pollastiera. Io sono convinta a pollastiera perché all'epoca il pollo era una cosa costosa. Essendo costoso facevano queste melanzane proprio per avere quella sensazione. La frittura mista che veramente è una specialità napoletana. Il croquet, che sarebbe un panzarotto,
Poi c'è la ricotta che viene avvolta nella farina e poi fritta. E poi ci sta la melenzana a pullastiello. Sta paranzella, non c'è niente da dire che la paranzella è fresca e siete sicuri che è quella che si mangia, perché non è una cosa che si può surgelare o congelare e quando si trova è sempre preferibile mangiarla. Come anche la zuppa forte, che noi la chiamiamo zuppa soffritta.